Meglio stasera, baby, go, go, go. Grande serata ad Este in Piazza Maggiore con il Riso fa buon sangue. Tantissima gente ha affollato la piazza per seguire un evento eccezionale dedicato al cabaret e non solo. La manifestazione, organizzata dagli amici del cabaret in collaborazione con il comune di Este e l'Avis, è stata organizzata in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. Durante la serata era fra l'altro attivo un point informativo su come donare il sangue. Sul palco di Piazza Maggiore sono saliti i Dogi Peglienico, finalisti del concorso Musica nel Sangue 2010. Dalle 21 invece è iniziata la serata, che Paolo Franceschini con la sua verve, la sua simpatia, il suo sarcasmo ha mirabilmente condotto. Ciao Rovigo TV, io, come dicono gli emo, io vi lovo. Sul palco si sono susseguiti da Bologna il duo Torri. Occorre avere un unico attrezzo magico, sì, che è una bandana. Sì. Il mago si mette di 3/4, come la Lily Gruber, sì, con le braccia molto larghe e, fondamentale, fissa il pubblico negli occhi. Per prima cosa mostrate a tutti la vostra bella bandana. Pronto? Falla vedere bene. Non ci sono fili. Bravo. Non ci sono trucchi. 0 fili. Wireless. La mia è un po' vecchia, ha qualche filo, eh. Anche la mia è vecchia qui sotto, eh. È normale, dai. Ha qualche filo anche la mia. Può succedere. Lo tolgo perché impaluga in mezzo ai denti, eh. Bene, vai. Iniziamo il gioco? Sì. Signori, per prima cosa piegate in 2 la vostra bella bandana. E voilà. Gesto semplice, ci abbiamo messo un attimo. No, fallo con calma che devono capirlo tutti, eh. Hai del Bostic? Ci vuole dello scotch. L'avete piegata in 2? Sì. Andate avanti, la piegate in 4 e voilà. Una Macedonia. Sempre più piccola. Non c'è trucco, eh? L'avete piegata in 4? Proseguite, la piegate anche in 8 e via. Split! Voi vi concentrate. Vai. Guardate bene il pubblico negli occhi. Gli occhi. Signori, 1, 2, 3, si apre il pugno e la bandana è sparita. È un mago, eh? Sì. Ora però fallo tu. Vai. Pugno ben in alto. Pugno ben in alto. La senti che è dentro? La tiro. No! Dai. Sì, ti ho detto, la senti che è dentro? La sento già. Bene, allora concentrati, inventati una parola magica che ti aiuti, che sia tua. Chiquita. Vai. Signori, 1, credici. Sì. 2, forza. Sì. 3, si apre il pugno e la bandana è sparita. È andata? Ovviamente il gioco non finisce qua. No, c'è un frappè per tutti adesso, eh? Ma no! Dalle 2 bimbe che ci sono dall'Avis. Così come l'abbiamo fatta sparire, sì, noi ora andremo a fare riapparire. No. Sì. No, stasera no. E quando? Domani mattina con calma. Non ce la faccio. Allora lo finiremo qua, grazie. Grazie. Da Torino un beniamino della televisione italiana, protagonista anche di Saturday Night Live di Italia 1, Francesco Damiano, nei panni di Gian Lorenzo. Io mi vedete così nervosetto perché ho preso da mia mamma. Sapete una cosa? Per un periodo mia mamma è sparita, non si sapeva più dove era andata. Io e mio papà a cercarla, forse sarà di qua, no, forse di qua, niente. Poi una mattina riceviamo una cartolina da Cuba. No. Era mamma. Era tua mamma? Diceva che stava bene, che aveva visto che quelli di colore hanno i denti bianchi. Quindi allora è vero? Che hanno il ritmo nel sangue. Ed era contentissima anche perché ha scoperto dove va a finire tutto questo sangue. Ma mamma poi è tornata da Cuba, eh? Ah, è tornata poi. Adesso stiamo insieme, uniti nell'amore. Io, mamma e papà. E quello di colore. Ma Gian Lorenzo. Francesco Damiano. A seguire gli ospiti d'onore della serata, il Mancio e Stigma. A noi ci piace tutto quello che fa piangere. L'altro giorno ho visto un documentario dove della gente perdeva addirittura la vista per colpa della fame e ho pianto. Si chiamava Fiesta ti tenta 3 volte tanto.
Cioè, i vostri genitori, quando vi vedono con quelle frange, cosa vi dicono? La mia madre non me l'ha mai detto chiaramente, però pensa che io sono una ragazza. Cioè, io che sono intelligente, l'ho capito perché a un certo punto ha iniziato a comprarmi Tampax. Io per non deluderla li ho messi. Che me li hai messi? Perché, vabbè, no, non bisogna deludere le aspettative di una madre, però voi adesso, voi tre, cioè vivete tutti assieme in una comune, in una cosa del genere. No, cioè io tipo vivo a casa con 2 dei miei genitori. Sì, cioè 2 dei tuoi genitori, vivi con i tuoi genitori. Ma vedi che sei antico? Ma che antico? Cioè ho 36 anni per cui... Comunque i ragazzi oggi hanno come minimo 4 genitori, la madre, il padre e i loro nuovi compagni. Oh, che poi quel Mario è anche simpatico, ma io non ho mica capito cosa ci ha trovato in lui mio padre. La mia mamma non vuole. Che cosa? Che usi Tampax. Sì, scusa, abbiamo finito di parlarne 2 ore fa, cioè, ma segui il discorso. Oh. La giornata tipo, come passate la giornata? Noi siamo sempre alla ricerca di queste nuove forme espressive. Ah, che bello, la poesia, la musica. No, shopping. Shopping. Sì, ma mica uno shopping qualunque. C'è shopping e shopping, I pantaloni attillati. E Osvaldo, pantaloni attillati andati, Le magliette attillate. Magliette attillate, via, concentrati, dai, ce la fai? Non deludermi, dai! I pantaloni attillati l'hai già detto? Sì, l'ha già detto lui! Allora le scarpe attillate. Ma che le scarpe? Non esistono le scarpe attillate! No! No! Allora mi sa che mi hanno fregato. Posso dirti una cosa? Io ero convinto che i capelli fossero... e quindi... I capelli sono i miei, poi io li tiro via per non farmi vedere in giro. Quindi si tolgono, mi strappa uno a uno. Comunque ricordiamo che gli emo in realtà si chiamano i Mancio e Stigma, che ci teniamo particolarmente, così come ci teniamo a salutare tutti voi amici di Radio Italia International. Radio Gino International. Radio Gino International. C'è anche il sito www.radiogino.gino. Voglio venire a trovarlo! Gioca a polo, c'è la maglietta da polo. È un nazionale. Sì, gioco a polo. Dai, che bello! Gioco a polo e con il principe Carlo. Pensate che la mazza la porta lui, proprio. E il principe fa il cavallo. È Camilla che fa il cavallo. E io salgo sempre in groppa Camilla. Carlo si diverte. Bene, possiamo andare avanti così allora. Vai. Te l'avevo detto che senza i capelli che non sembri che... no? Sì, ma l'hai già detto, ma me lo puoi ripetere. Il riso fa buon sangue, la rassegna di cabaret di grande successo, organizzata da Enrico Cibotto e tutto lo staff degli amici del cabaret vi aspetta a Villa Dose per un altro grande evento. Ti dico solo che il necessario che uso nello spogliarello è una decima rinforzata da un pezzetto, un nastro praticamente dietro, che ho applicato grazie a una sartina. Va bene, salutiamo tutti gli amici di Rovigo TV. Ciao ragazzi.